Caso Porto Marghera, dopo il sequestro dello scarico al petrolchimico e il ricorso dell'Enichem, la magistratura si riserva di rivedere il provvedimento. Intanto la provincia di Venezia presenta la mappa delle discariche industriali. 6 anni fa, con un blitz, gli ambientalisti di Greenpeace denunciarono i rischi di inquinamento. Oggi sono tornati in laguna per bloccare l'accesso allo stabilimento EVC. Produce, dicono, plastica pericolosa. Fu la benzina. Incidente che fece 2 vittime. Presentato a Vicenza il nuovo allenatore della squadra, il successore di Guidolin, Franco Colomba, viene dalla regina e dice: il primo obiettivo è la salvezza. Buonasera dal telegiornale del Veneto. Uno sciopero di tutte le categorie industriali per la prossima settimana e lunedì un'assemblea aperta al petrolchimico. Sono alcune delle iniziative decise dal sindacato in relazione al blocco dello scarico Enichem. La CISL inoltre ha inviato un telegramma al Presidente del Consiglio Prodi per chiedere il dissequestro dell'impianto e dai sindacati dello stabilimento parte anche la richiesta di ridurre al minimo gli impianti in attesa di soluzioni e una soluzione potrebbe non essere lontana. Potrebbe essere disposto già domani il dissequestro dello scarico principale dell'Enichem di Porto Marghera. La decisione definitiva sarà presa dal PM Luca Ramacci dopo il sopralluogo deciso oggi dal magistrato veneziano al termine dell'incontro con i consulenti e gli avvocati dell'Enichem che gli hanno illustrato quanto fatto dall'azienda in quest'ultimo anno e gli hanno presentato un piano alternativo al blocco totale del petrolchimico. Abbiamo dimostrato che quello che lui aveva chiesto di fare è stato fatto e adesso stiamo cercando assieme una soluzione. Stiamo cercando di trovare una soluzione che salvi tutti gli interessi, quelli della legge e quelli dei dipendenti. Adesso vediamo, hanno fatto delle proposte, ma fatemeci pure almeno pensare, insomma. E contro l'ipotesi di chiusura totale del petrolchimico si sono di nuovo schierati anche i sindacati che con un documento hanno chiesto che in attesa di capire la reale pericolosità degli scarichi si riduca al minimo l'attività dello stabilimento, visto che, non essendo mai stato attuato in passato, gli impianti entrano in una fase di fermata, viviamo una fase che non è mai successo. Cioè non sappiamo, siamo molto preoccupati, gli impianti si fermano, ma non abbiamo mai vissuto una vicenda così. Sulla necessità di modificare i sistemi di produzione abbiamo avuto sicuramente molti più detrattori che collaboratori e amici su questa battaglia, a partire dal giudice Casson fino a Ramacci oggi. La proposta che noi abbiamo sviluppato stamattina non è fatta per sviare le indagini da quanto chiede Ramacci. La protesta che abbiamo fatta ieri, anche se erroneamente è stata interpretata come tale, non era in nessun modo rivolta contro il provvedimento di Ramacci, era rivolta al governo a cui chiediamo di far chiarezza. I vertici dell'Enichem incontreranno domani mattina a Milano i segretari generali dei chimici di CGIL, CISL e UIL sulla situazione di Porto Marghera e i risvolti occupazionali. E per Federchimica sono 24.000 i posti a rischio, lo ha detto il presidente Giorgio Squinzi in una conferenza stampa tenuta a Milano. Parliamo di 24.000 posti di lavoro che sono a rischio abbastanza immediato e parliamo di un peggioramento della bilancia commerciale italiana che sicuramente supererebbe i 6.000 miliardi. A Milano la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica fa conti pesanti. Il sequestro giudiziario del canale di scarico principale di Porto Marghera, secondo Federchimica, può causare il blocco delle imprese del settore in tutto il nord, il 70% della chimica italiana, e il cuore è in Lombardia. Porto Marghera rifornisce Atochem di Rho, azienda di punta nella produzione di plexiglass, numero 1 del polistirolo. Da Porto Marghera arrivano materie prime per i settori dell'edilizia, dell'auto, dell'arredamento e dell'abbigliamento. Chimica vuol dire affari, lavoro e i costi ambientali. Il presidente di Federchimica. Almeno per quanto è la situazione almeno dell'ultimo decennio, nessuno ha mai negato di volersi adeguare alle norme e ai migliori standard che vengono richiesti in base anche alle conoscenze tecnologiche e scientifiche che vengono via via accumulate.
Ma il provvedimento della magistratura ha fatto riesplodere l'emergenza ambiente proprio mentre viene pubblicato il decreto sull'adeguamento degli scarichi a Porto Marghera. Adesso per Federchimica serve collaborazione fra politica, imprese e sindacati. Domani a Milano Enichem incontra CGIL, CISL, UIL. E questa mattina a Porto Marghera blitz di Greenpeace nella sede amministrativa della EVC. Una decina di attivisti dell'associazione ambientalista in tuta bianca si sono incatenati davanti alla porta d'ingresso della multinazionale recapitando un assegno simbolico di 60 miliardi, pari alla cifra richiesta dalla stessa EVC a titolo risarcimento danni all'immagine causati, secondo l'azienda, dalle campagne ambientaliste contro l'uso di una particolare plastica utilizzata nella produzione di giocattoli per bambini. Per l'EVC l'azione di Greenpeace non è un modo civile di discutere. Sempre stamattina l'associazione ambientalista è tornata dopo anni allo scarico a mare che già era stato teatro di una manifestazione. 6 anni fa qui Greenpeace ha fatto una delle sue azioni clamorose, adesso anche il pubblico ministero Ramacci ha fatto sequestrare questo che è lo scarico SM15. Che cosa è cambiato da allora? Nel 95 ad esempio i livelli di mercurio risultavano ancora tra i più elevati al mondo e consideriamo che i sedimenti qua vengono continuamente rimossi, quindi presumibilmente l'inquinamento era dovuto a attività ancora in corso. Ecco, questo provvedimento ha scatenato una serie di polemiche, anche scontri anche istituzionali. Secondo voi quale può essere una soluzione? La soluzione deve essere una soluzione politica di progressione e progressiva eliminazione di queste produzioni per lo sviluppo di tecnologie pulite che eliminino l'immissione di composti tossici a monte. Questa mattina intanto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Costa Ronchi. Uno studio della provincia di Venezia ha censito le discariche e le aree che risultano inquinate. Questa è Marghera. Tutte le aree in viola sono le aree in cui nel corso degli anni, dagli anni 20 ad oggi, sono stati scaricati rifiuti speciali e tossico-nocivi. Ecco, si vede qui la dimensione del problema. L'assessore all'ambiente della provincia di Venezia, Ezio Davilla, ci indica l'area dove sorgono le 35 discariche abusive. Come si vede sono vicinissime ai centri abitati e si concentrano in particolare nella zona di Marghera. Qui per decenni ci ha scaricato i suoi rifiuti il petrolchimico, ma anche altre industrie. E a solo 2 giorni dal sequestro dell'SM15, il principale scarico a mare degli stabilimenti Enichem, l'amministrazione provinciale presenta il censimento delle aree con i relativi progetti di bonifica. Risistemare ambientalmente il territorio provinciale costerà oltre 900 miliardi e interesserà aree come Campalto, Carpenedo, Cavallino, Bottenigo, Pili e naturalmente Marghera, solo per citarne qualcuna. Il censimento prevede per ciascuna delle 35 zone una scheda specifica e solo casualmente viene reso noto nel pieno della bufera petrolchimico. Oggi entra in vigore il decreto Costa Ronchi che proibisce lo scarico in laguna di sostanze altamente tossiche. L'intenzione è quella di ridurre l'inquinamento, fornendo anche un quadro completo delle attività industriali compatibili. E passiamo e cambiamo argomento. L'inchiesta sul Panevin dell'Epifania, esploso a Padova, morirono una bambina e un uomo. A 6 mesi dalla tragedia è stata consegnata al magistrato Carmelo Ruberto la perizia che ricostruisce la dinamica e le cause dello scoppio. Benzina, solo vapori di benzina, che compressi sotto quella catasta di frasche e legna attorno alla quale si erano radunati decine e decine di adulti e bambini, provocarono al primo contatto con il fuoco la micidiale esplosione. È questa la conclusione a cui sono giunti i periti nominati dal pubblico ministero Ruberto, incaricati di spiegare come e perché la sera della vigilia dell'Epifania il falò della Befana allestito nel cortile dietro al collegio dei Verbiti, nel quartiere Forcellini di Padova, saltò in aria provocando la morte di 2 persone, fra cui una bambina, e il ferimento di altre decine. A ricordare Massimo Paolon, 32 anni, e Giulia Vianello, di 7, c'è ora una lapide dentro una iola che riporta una frase di Don Giussani, il leader di Comunione e Liberazione. È l'unico riferimento a quella tragica serata perché per il resto è stato cancellato tutto. C'è un grande parcheggio al posto di quel cortile e il centro congressi intitolato a Papa Luciani, inaugurato pochi giorni fa, là dove allora il cantiere edile era in piena attività. Tornando all'inchiesta è dunque accertato che né i petardi sperati prima dell'accensione del falò né la polvere da sparo lasciata sul terreno fecero da detonatore alla bomba. Su quell'enorme pira furono versati quasi 80 litri di benzina, troppi, davvero troppi per pensare che i vapori potessero dissolversi nell'aria in pochi minuti. Sono 4 le persone
magistrato dovrà decidere di quali colpe si sono macchiate. Magistratura tunisina sleale è l'accusa che lancia l'avvocato della famiglia di Milena Bianchi, la giovane bassanese uccisa in Tunisia. Oggi presso la Corte d'Assise di Tunisi si è svolta la prima udienza per la morte della ragazza e secondo l'avvocato Nino Marazzita, il presidente della Corte ha cercato di costringere l'imputato Munir ad ammettere l'omicidio. Di presa in giro parla Gilda Bianchi, la mamma di Milena, che respinge sdegnata l'insinuazione avanzata sempre in udienza dal presidente della Corte tunisina che la ragazza possa aver avuto un bambino dal presunto assassino. Le indagini sull'omicidio di Fabio Magliacane, rappresentante orafo di Genova, trovato morto a Mestre all'interno del bagagliaio di una vettura. Dopo l'arresto di 3 persone in questura a Marghera, gli inquirenti hanno fatto il punto. La passione per il calcio ha tradito Diego Giovinazzo, l'ultimo dei ricercati per il caso del delitto di Fabio Magliacane, il commerciante orafo genovese ucciso il 24 febbraio dell'anno scorso. Accusato di rapina e detenzione di armi da guerra, il Giovinazzo è stato arrestato ieri sera dagli agenti della questura di Venezia proprio durante Italia-Camerun nella sua abitazione in provincia di Cuneo. Con questo arresto gli inquirenti sono convinti di aver chiuso il cerchio attorno agli autori del delitto Magliacane. Delitto che sarebbe stato compiuto da Santi Timpani, aiutato da Filippo Marini e Claudio Goldin. Un omicidio avvenuto a Padova nella casa dello stesso Timpani, utilizzando la carabina Jaeger calibro 22 ritrovata nel canale scaricatore a Padova 2 mesi dopo l'omicidio. A dare quest'ultima certezza all'inquirente è stata la perizia compiuta dal professor Cavenago dell'Università di Genova, che ha stabilito come i frammenti dei colpi che hanno ucciso il Magliacane siano riconducibili al tipo di proiettile della carabina ritrovata a Padova, uguali anche a quelli usati per un'estorsione ai danni di un imprenditore mestrino tentata dallo stesso Timpani, come risulterebbe dalle perizie calligrafiche fatte proprio sulla lettera di minaccia. Ma se proprio sulla base di queste nuove prove la squadra mobile di Venezia può considerare chiuse le indagini sul caso Magliacane, non altrettanto può farlo sull'attività del Timpani, fino a poco tempo fa collaboratore di giustizia e sotto programma di protezione, e che, forte proprio di questa copertura, avrebbe messo in atto altre attività criminose. Ridisegnare l'assetto urbanistico del Veneto. Arriva una proposta di legge di Popolari e PDS per un cambiamento importante. È una legge che dovrebbe sostituire la precedente, che risale a 20 anni fa. Nelle intenzioni dei firmatari del progetto della nuova legge urbanistica regionale presentata a Palazzo Ferrofini a Venezia, sede del Consiglio regionale, la volontà di realizzare in tempi brevi tutte le strutture residenziali e produttive utili alla vita dei cittadini. Io sono stato sindaco di Vicenza dal 1990 al 1995 e quindi ho provato sulla pelle mia e della mia giunta, dei miei concittadini, quello che tuttora i sindaci del Veneto provano, cioè la difficoltà a proporre nuove varianti agli strumenti urbanistici o addirittura piani regolatori generali rivisti, e poi passano i mesi, passano addirittura gli anni prima di vedere approvati questi strumenti. Nel giro di pochi mesi potrebbero essere adottati strumenti urbanistici di variazioni ai piani regolatori vigenti. Significa residenza abitativa, significano i piani di edilizia economica popolare, significano i piani di sviluppo per gli insediamenti produttivi, insomma, Abbiamo lavorato per dei mesi perché la legislazione urbanistica del Veneto è vecchia, è datata di fatto nella sua impostazione agli anni 70. Oggi il caso della Campania, ma non solo, basta vedere il nostro territorio, induce il legislatore a parlare di sviluppo compatibile, di sviluppo sostenibile. In questo senso anche la Regione del Veneto non può rimanere indietro. La Regione del Veneto deve dare certezze al futuro dei propri ragazzi e dei propri giovani rispetto al capitale ambientale che ancora abbiamo e che dobbiamo mantenere. L'utilizzo della carta di credito nella nostra regione è cresciuto del 42% nel giro di 2 anni, un segnale di come cambia il modo di usare il denaro. Fra qualche anno non porteremo più soldi liquidi nel portafoglio. Il futuro del denaro è in un rettangolino di plastica magnetico con il quale pagheremo tutto, dalla benzina al biglietto del teatro, dal biglietto d'aereo all'entrata al museo. Ora ci stiamo abituando lentamente all'uso della carta di credito, almeno secondo i dati presentati dai servizi interbancari nella sede della Cassa di Risparmio di Venezia. Vediamo che sicuramente in un futuro abbastanza prossimo, parliamo di 3, 4, massimo 5 anni,
La propensione sarà verso le carte di tipo, quelle che si chiamano le carte intelligenti, con il microchip. In queste carte sarà possibile avere la funzione di debito e di credito come quella di adesso, quindi carte di pagamento di tipo tradizionale, e poi carte personali, quindi con i dati personali di documentazione di ciascuno di noi, carte di accesso, come diceva lei, a musei, a zone storiche, cioè un'unica carta che diventi un passepartout elettronico per tutte le necessità della vita quotidiana, sia di spesa che ampio. Però fino a qualche anno fa non era così diffuso il pagamento attraverso una carta SIM, una carta di credito, un bancomat, perché? Dunque, questo è vero quello che lei dice, ma intanto perché, voglio dire, non si spingevano questi strumenti sul mercato, evidentemente. Le banche stesse, tutto sommato, erano un po' assenti sotto questo profilo. E poi anche per fatti culturali, per tradizioni, abitudini, modelli di comportamento che in questo paese erano diversi da quello degli altri. E passiamo allo sport. Ieri vi abbiamo presentato in anteprima il nuovo allenatore del Vicenza, Franco Colomba. Oggi è stata la società a presentarlo ufficialmente. 42 anni, Franco Colomba, dopo la positiva esperienza alla Reggina in Serie B, approda alla massima divisione al posto di Francesco Guidolin, un'eredità pesante per il tecnico di Grosseto, sul conto del quale graverebbe anche una probabile ipoteca al termine dei 2 anni biancorossi per la poltrona niente meno che della Juve. Franco Colomba è da oggi il nuovo allenatore del Vicenza. Comincia l'avventura a Vicenza allora? Sì, direi che sono molto contento di cominciare in Serie A, soprattutto con una società che ha dimostrato in questi ultimi anni di essersi inserita bene in questo contesto e contiamo di rimanerci. Per lei è una scommessa questa Serie A? Ma una scommessa, è un'opportunità di lavoro in una categoria che mi ha visto da giocatore tutto sommato per tanti anni e quindi mi ripropongo da allenatore e in una buona società. Questo Che obiettivi si propone per il Vicenza? Che quest'anno sarà poi molto rimaneggiato. Ritengo che la permanenza in queste categorie sia un obiettivo importante, poi è logico che i limiti non se li poniamo per questo. E il Venezia ha presentato oggi il suo primo acquisto ufficiale, è Ivone De Franceschi, 24enne centrocampista esterno sinistro proveniente dal Padova. Migliorano lentamente ma progressivamente le condizioni di salute di Gino Bartali, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Borgo Trento di Verona. Il paziente va benino, dicono i medici, ma l'età, 83 anni, di Bartali impone la prudenza e solo all'inizio della prossima settimana i sanitari decideranno quando sciogliere la prognosi. Il telegiornale finisce qui, vi ricordo subito dopo le previsioni del tempo l'appuntamento con Regione Italia che questa sera ci parla del quarantennale della zona industriale di Padova. Regione Italia a cura stasera di Francesca Ferrari. Grazie per l'attenzione, buona serata. TGR con la partecipazione di Pasta di Vella presenta il Meteo regionale. La mattinata di domani sarà all'insegna del tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. La giornata sarà generalmente soleggiata, tuttavia durante il pomeriggio si formeranno temporanei addensamenti nuvolosi. In pianura aria calda e debolmente umida e con umidità intorno al 45%. Salvo residui e sparsi annuvolamenti sui monti, in serata il sereno tornerà su gran parte della regione. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento e comprese fra 9 e 14 gradi. Le temperature massime saranno in aumento e oscilleranno fra 22 e 29 gradi. Per sabato e domenica. Il fine settimana sarà all'insegna del tempo stabile e soleggiato e con i soliti annuvolamenti pomeridiani sulle zone montuose. A tutti buona serata.